C'è un'attesa che si rinnova ogni anno, un sussurro che viaggia tra i filari e le antiche pietre laviche. Tra pochi giorni, quando il sole di fine maggio inizierà a scaldare la terra, qui, sulle pendici orientali dell'Etna, accadrà qualcosa di speciale. Comincerà la raccolta di un frutto che fuori dalla Sicilia quasi nessuno conosce davvero. Un piccolo tesoro custodito gelosamente da questa terra vulcanica. Il suo nome è una promessa: la ciliegia Mastro Antonio. Certo, quando si pensa alle ciliegie italiane, molti parlano della famosa ferrovia. È bella, croccante, viaggia bene e arriva su tutti i mercati. Una ciliegia conosciuta e apprezzata in tutta Italia, un vanto per il sud. Ma chi è nato e cresciuto da queste parti, chi ha passato le estati all'ombra del vulcano, sa una cosa. Sa che esiste un'altra verità, un altro sapore. La Mastro Antonio ha un sapore completamente diverso. È più dolce, di una dolcezza profonda che non stanca mai il palato. È più intensa, con un aroma che racchiude il profumo dei fiori di zagara e la mineralità della terra nera. E poi la sua consistenza è unica. È più morbida, si scioglie in bocca in un abbraccio quasi vellutato. Non uno scrocchio, ma una carezza. È un'esperienza che va oltre il semplice gusto. È un ricordo d'infanzia, il sapore delle mani della nonna che le snocciolava per la confettura. E soprattutto ha il sapore della Sicilia vera, quella più intima e autentica. Mani che raccolgono ciliegie. Perché questo frutto non nasce ovunque. Nasce soprattutto nella fascia orientale dell'Etna, in una terra unica al mondo, fatta di lava, sole, vento e sbalzi di temperatura. Ed è proprio questa terra vulcanica a dare alla Mastro Antonio quella consistenza particolare, che molti siciliani ricordano fin da bambini. Ci sono luoghi in Sicilia dove il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra il respiro del vulcano e il lavoro paziente dell'uomo. Siamo nelle vecchie campagne siciliane, dove i paesaggi etnei non sono solo uno sfondo, ma l'anima stessa della terra. Qui, muretti a secco costruiti con pietra lavica disegnano i confini dei campi, testimoni silenziosi di una sapienza antica. E se chiedete agli anziani contadini, a coloro che conoscono ogni zolla di questa terra fertile e scura, qual è la zona migliore per le ciliegie, molti vi diranno senza esitazione, con l'orgoglio di chi custodisce un segreto prezioso: Macchia di Giarre, un piccolo borgo aggrappato alle pendici del vulcano, dove la vita scorre lenta, scandita dalle stagioni e dai ritmi della campagna. Qui, la raccolta delle ciliegie non è soltanto agricoltura, è quasi un rito che si ripete ogni anno, tra maggio e giugno, coinvolgendo intere famiglie. Inizia la mattina presto, quando l'aria è ancora fresca e la rugiada bagna le foglie. Si preparano le cassette di legno, che portano i segni di tante raccolte passate. Le mani si tingono presto del rosso intenso del succo, un marchio d'onore per chi lavora. E nell'aria si diffonde l'odore dolce degli alberi baciati dal sole. Per tanti siciliani emigrati, sparsi per il mondo, questo non è soltanto un frutto, è un ricordo potente. È il sapore dell'infanzia, il profumo della casa dei nonni, la nostalgia di un'estate lontana. È l'immagine delle persone anziane, delle famiglie riunite, delle tavole siciliane imbandite a festa, dove una ciotola di ciliegie non manca mai. Un legame indissolubile con la propria terra, che si rinnova a ogni assaggio. Perché basta assaggiarne una per tornare indietro di 40 anni, quando le ciliegie si compravano ancora dal contadino, quando si mangiavano sotto gli alberi, quando la frutta aveva un sapore che oggi quasi sembra scomparso. Le ciliegie e l'Etna. Un binomio che sembra eterno, scritto nel paesaggio e nel sapore di questa terra. Eppure, questo legame oggi è più fragile di quanto sembri. Oggi, purtroppo, in un mondo che corre veloce, molti giovani non conoscono nemmeno il nome Mastro Antonio, un nome che per i loro nonni era sinonimo di festa, di estate, di casa. Eppure, questa ciliegia rappresenta un pezzo fondamentale della cultura contadina siciliana. È un custode silenzioso di un sapere antico, di gesti lenti e pazienti che si tramandano di padre in figlio,
È un'eredità che rischiamo di perdere, sostituita da varietà più resistenti, più commerciali, ma prive di quest'anima. Se sei arrivato fin qui e questa storia ti sta interessando, iscriviti al canale. Per te è gratis, ma per me è un aiuto concreto per continuare i miei progetti divulgativi e dare voce a queste piccole, grandi realtà. L'Amastro Antonio è un frutto delicato, quasi timido, difficile da trasportare. La sua buccia sottile non sopporta i lunghi viaggi e le logiche della grande distribuzione. E forse proprio per questo, per questa sua vulnerabilità, è rimasto un frutto autentico, profondamente legato alla sua terra. Perché certe cose non possono essere industrializzate. Non si può accelerare il ritmo delle stagioni, né replicare il tocco umano che seleziona solo i frutti migliori, uno a uno. Possono solo essere vissute, attese, gustate nel loro momento perfetto. Scegliere questa ciliegia oggi significa fare una scelta consapevole. Significa sostenere i piccoli produttori che con fatica e passione custodiscono la biodiversità del nostro territorio. Significa riscoprire il valore del cibo stagionale, locale, vero. E forse è proprio questo, in un morso succoso e dolce, il vero sapore della Sicilia. Tu la conoscevi la ciliegia Mastro Antonio? E nella tua zona esiste un frutto antico che oggi quasi nessuno ricorda più? Scrivilo nei commenti.